Hanno probabilmente controllato gli spostamenti dei proprietari, attendendo che uscissero di casa per entrare in azione. L'incubo furti stavolta si è materializzato a Merlengo di Ponzano, in via Ciardi. Il copione, sempre lo stesso, i malviventi forzano una finestra ed entrano in abitazione mettendo tutto a soqquadro. Ma rispetto ad altri colpi c'è un particolare che inquieta. Nel bottino sono finite delle chiavette USB che contenevano video e foto di famiglia, anche dei bambini. Aspetto questo che preoccupa particolarmente i proprietari che hanno prontamente denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Per chi abita in questa casa si tratta del secondo furto subito in poco tempo. Il sindaco Antonello Baseggio parla di bande specializzate in azione. Questo è dovuto sicuramente per negligenza un po' dello Stato italiano che non riesce a garantire la sicurezza sia per mancanza di risorse adeguate, di personale, quindi delle forze dell'ordine, ma anche di questo apparato burocratico presente nel nostro paese. La videosorveglianza, per quanto sia impegnata in maniera importante nel nostro territorio, rappresenta comunque un qualcosa per la quale poi è difficile la condivisione con le altre forze dell'ordine, chiaramente per la privacy. Bisogna investire di più come Stato, dice ancora Baseggio, che poi richiama l'attenzione sulla necessità della certezza della pena. Ne abbiamo la certezza e anche l'insoddisfazione delle forze dell'ordine che ci raccontano che i malavitosi che si riesce magari con difficoltà anche a catturare passano poche ore in carcere, probabilmente poche ore semplicemente nella stazione dei carabinieri o nei commissariati della polizia mentre si compila la denuncia o il reato.